Fin dall'inizio del mio primo mandato 2019, abbiamo cominciato a pensare a un grande disegno di riqualificazione urbana, di rigenerazione urbana della città di Mogliano, e proprio in quel periodo uscì un importante bando, il bando Rigenerazione Urbana, che andava a finanziare questi interventi, e insieme ai nostri tecnici abbiamo cominciato a pensare a un disegno generale, partendo dal grande asse del Terraglio, che è la grande strada, insomma, che caratterizza la nostra città, la strada delle ville, e quindi quella strada aveva bisogno di essere riqualificata, di resa più urbana. C'era bisogno di piantumare quegli alberi, quei platani che nei secoli, insomma, erano spariti, e poi il disegno doveva continuare nella riqualificazione del nostro centro storico, quindi della via Don Bosco, ancora attraversata dalle macchine, ancora asfaltata con una pavimentazione semplice, e poi praticamente bisognava anche andare a risolvere dei problemi, diciamo, più semplici, più pratici, ma importanti, come la messa in sicurezza idraulica della via Don Bosco, ma anche il rifacimento dei sottoservizi, come l'acquedotto risalente agli anni 30. E poi questo ideale disegno, insomma, di riqualificazione andava a concludersi con il grande parco in cui siamo ora, il Parco della Cultura Antonio Carrarone Green, che aveva bisogno di una riqualificazione. È uscito il PNRR, questo importante finanziamento europeo, e lì ci siamo agganciati appunto con il bando Rigenerazione Urbana. Abbiamo ottenuto ben 5,2 milioni di euro, che ci hanno permesso di riqualificare il terraglio con 127 nuovi platani, con la creazione della pista ciclabile e con appunto una riqualificazione generale. Adesso sono in corso i lavori nel centro storico in via Don Bosco. A metà giugno vedremo finalmente una via Don Bosco rinata, riqualificata e rigenerata, per arrivare in questo gioiello bellissimo che è il Parco della Cultura Antonio Carrarone Green. Due grandi stralci, due grandi interventi, uno nel 2023 e uno nel 2024, che ci hanno permesso di far rinascere, partendo dalla sua storia, dal disegno originario di Antonio Carrarone Green, questo bellissimo parco. L'obiettivo finale qual è? Quello di aumentare la qualità della vita dei cittadini, perché avere un terraglio più vivibile, avere un centro storico più vivibile, che attrae, che funziona, dove i cittadini possono trascorrere il loro tempo, dove possono muoversi in sicurezza, è fondamentale per avere una città sempre, insomma, all'avanguardia, e mantenere quella che è, insomma, Mogliano, la nostra bellissima perla del Terraglio.